Ora, in bocca al lupo ad Alex, che è un ragazzo giovane, insomma, che merita la vostra attenzione. Questa canzone si chiama Amo, amo, amo. Amo, oggi sono francese. No, sì, non si spagnolo oggi. Oggi è francese. Bonjour. Bonjour. Allora, devo dirvi una cosa importante, perché oggi insomma, si parla anche di musica attraverso Chiara Neomelodica, che come sempre saluto. Bacio a Chiara. E ringrazio. Abbiamo chiesto, lo sapete che Chiara si occupa di una pagina che si chiama Gossip Neomelodici, e tra le altre cose, da questa notte a mezzanotte Chiara Neomelodica si occupa anche della nostra pagina, cioè Il Mondo è Neomelodico, quindi mettete mi piace così ci aiutate a crescere. Allora, abbiamo chiesto agli utenti di Facebook, ma dal disco di Nancy, qual è la canzone che canticchiate di più la mattina quando vi scetate? Bene. Mentre facete un caffè, mentre fate l'amore, insomma, perché si può anche canticchiare mentre si fa l'amore. Sì, e abbiamo ci stilato... sono un casino di messaggi. Sì, io la classifica ce l'ho già, quindi ok, bene, ci bene. siamo organizzati, quindi facciamo una cosa, così essa diventa napolitana e Sì, si toglie ritorno i nelle mie vestiti vesti. da francese, e io suono la posizione numero 6 che avevo trovato. Qua c'ho un problema col tavolo, sai Sergio, perché la schermata si muove da sola. Sai che mi piace di All'improvviso- più così? Sì, ma questa è la mia casa, è la mia cameretta. Ah, sì? Da Il letto adolescente. dove sta? E non ti preoccupare, Nicola Turco Momit. Signori, posizione numero 6, cursore. Ora mi faccio forza e vado avanti senza te. Sto male che mi fa tu, ora già sulla cancellare. Non chiedermi mai scusa, l'avete scelta voi, perché Chiara Neomelodica attraverso la pagina Gossip Neomelodici vi ha chiesto: ma qual è la canzone che canticchiate di più? Maron, sta marrone. Buongiorno, no, e devo dare il buongiorno e gli auguri di buon giovedì santo Santo. a Nancy, alla mia prima donna. Molto Grazie, bene. Consuelo. Hai capito? Hai È visto finita? quanto è bella? No. Ma Mamma cosa mi mia, ho porta a paura, te? ho paura. No, ma perché ho detto, hai visto quanto è Sì, bella? è bellissima, sì, ma lei lo sa che io Allora, glielo dico da lei, anni. non è vero perché tu non me hai niente, lei è Lo so. ruffiana, anche ruffiana, lei è bella, è brava Sì. e poi ha una cosa, trasmette al pubblico molta veracità. Certo. E quindi è una delle sue armi vincenti, perché lei poi è vincente in tutto. Anche familiarità trasmette, Grazie. che secondo me è la cosa più Ma a cosa ti importante. serve quello, scusami? È il fucile? Sì. Ma quello sparafiori. Allora, volevo dire una cosa. Vabbè, vi lascio. Grazie, Grazie, cara. Consuelo. Dobbiamo salutare. Io mi perché- sono alzata sulle punte perché voglio dire il microfono è troppo alto. Vuoi che abbassi un po' il microfono? Magari. Aspettate Grazie. un attimo, Gino Da Vinci è scomparso, che mi serve in questi casi, ma lasciamo perdere. Allora, volevo salutare, Eccoci qua. Nancy, con Bravo. te ti prego, un po' di persone che sono, allora, Giacomo, Giacomo La Pietra, bacio forte per Annetta. lui. Annetta da Taranto. Chiara Neomelodica, Ovviamente Chiara, un bacio forte. Gabriele, A Gabriele è il mio nome. Gabriele che è un Gabriele, grande bacio. appassionato di Gianni Fiorellino, ma lui sa Un perché lo bacio. sto salutando, e poi Simone, non vorrei sbagliare Sì. il nome, perché stanotte hanno fatto una comunità a favore di Petraroli, mi hanno fatto presidente, quindi ti pregherei Sì. smettila di chiamarmi Ok. direttore, chiamami presidente. Presidente Ettore o Petraroli? Ma se lo dici- Presidente Ettore è ma troppo a vedi- conferenze. oh, vedi come stai vedi come stai sfuttendo. Allora, anche Nancy sulla sua pagina, Nancy Coppola, dove ci sono 92.000 e passa mi piace, vi ha chiesto, lei vi ha Aspetta, chiesto... 93, ecco, entro stanotte. Ah, ma stanotte è successo l'inferno! È salita la pagina a 93.000. Ma pensa che stanotte ho accettato tanta di quella gente, ma grazie di tutta sta pubblicità. No, ma infatti ma qualche grazie. c'è stata fatta qualche Ma secondo pubblicità me, e quindi hanno sa- cliccato in più alla mia pagina Sarà ufficiale. successo un terremoto, secondo me, in serata. Allora, lei ha chiesto quale canzone del suo CD vi piace di più, invece io e Chiara vi abbiamo chiesto quale canzone canticchiate di più. Vuoi salutare qualcuno così Allora citiamo? sì, Susi Gallo dice non c'è rispetto e salutiamo. Sì, ciao, Susi. Antonella Caldarelli dice da prima voto. Ah? Rita Murolo dice che ne sarà, non c'è rispetto, il tuo principe. Tutte tutte, quante. Ancora Mary Crispino dice il tuo principe. Sì. Cira Migliolo non c'è rispetto e mamma cantante. Natale Daniello dice ciao Rachele, mi piacciono tutte quante. Sì. Carolina dice mamma cantante.
Michele Signor, invece Signor Michele, Ecco. che ne sarà il tuo principe. Sì. Michele Loffredo la prima volta. E Poi ce poi? ne sono un casino, mamma cantante, non c'è rispetto, mamma cantante, in particolare che ne sarà, non chiedermi mai scusa, non c'è rispetto, ce ne sono tantissimi. Ce ne Pensa sono che ci sono tantissime. 387 commenti. Allora, intanto torniamo alla classifica di Chiara Neomelodica della pagina Gossip Neomelodici. Noi abbiamo stilato una piccola classifica, posizione numero 5. Aspetta che da pitchen, leva tuo pensiero. Levatil! Levati il suo pensiero, suo pensiero. Senti, ti posso dire una cosa? Dici. Bene, allora volevo sapere quale di queste parole ti piace di più. Sì. Arrangiarsi, arrampicarsi, arrabattarsi. No, che significa arrabattare? Insomma, fare quello che... Insomma, fare quello che si può, ecco, arrabattarsi come meglio credi, come meglio ti viene, come... Arrampicarsi. Arrampicarsi. Eh sì, perché se uno non ci prova, voglio dire. Volevo rimettere arrampicarsi? Arrampicarsi, insomma, è una parola positiva secondo te arrampicarsi? Sì, arrangiarsi ti stai arrangiando di quello che Ti hai. stai arrangiando. Invece arrampicarsi è quando provi a fare un qualcosa magari di diverso, tanto va venire buono. A me piacciono i movimenti fisici, quindi adesso io faccio un attimo, se il cursore mi aiuta, faccio ripartire, levati un piace? pensiero, grazie. Arrampichiamoci, come si fa? Arrampicati. Dal primo giorno che ti ho conosciuto Dobbiamo arrampicare, no, devi saltare in alto. Ti ho già chiamata ed io lusingato, ho pensato je ne per me. Ma già dal primo appuntamento cambi le carte. Scusami Sergio. C'è gente Sono che pesante, proprio non sono ce la fa ad arrampicarsi. Mamma mia, quante cantanti ci sono in te, quanto pesi? Vabbè, sui 70 kg. Ah. Bene, allora sentite, torniamo un attimo alla classifica perché poi Nancy si prende 10 minuti di pausa, così con Gino Da Vinci e Consuelo vi fate un ballo in privato, ecco. E intanto io voglio suonare la posizione numero 4 dal disco di Nancy che si chiama Indelebile. Voi avete scelto questa canzone qui. Allora, prima di suonare la canzone che occupa la terza posizione, ti volevo proporre altre 3 parole. Sì. Te volevo sapere quale preferisci di queste 3. Sì. Precarietà, sottomissione, scimità. Scimità è proprio bello. Scimità. Sì, ti aspettavo che sta Ma risposta. no, scimità, guarda, Sì, una roba veramente. Signori, posizione numero 3, Serginho, scimità. Nancy, scusate, stavamo parlottando, ci siamo completamente scordati, ecco, ce ne siamo completamente dimenticati. Intanto siamo nel CD di Nancy, il CD si chiama Indelebile, ormai sapete tutto, insomma questo è uno dei CD più venduti in questo Diciamo che sono periodo. ancora in prima classifica, eh? Sì. Così di una prima donna, Ettore, presidente. Scusa, fai fare a me perché io mi assumo tutte le responsabilità. Vabbè, che c'entra? Ma che è la verità, Poi io dica, sto dicendo una sono cosa. un conduttore, devo parlare di classifiche, quindi il tuo CD è il primo posto nelle vendite. Primo posto. Il primo posto nelle vendite. Senti un po', Nancy, tesoro, Dimmi, cara. dimmi, caro, dimmi. No, è troppo cattiva, no, non te la posso fare, no, stavo pensando ad altre cose. Che stavi pensando? No, stavo pensando, no, mi chiedevo per esempio Signorini, che è un giornalista di grandissima fama, insomma, è il direttore di TV Sorrisi e Canzoni, credo. Lo vogliamo portare qua? No, sarebbe carino, perché mi chiedo, ma Signorini, no, Serginho, lo chiedo anche a te, se fosse nello stesso ambiente in cui sono io, ma secondo te, ma che farebbe ecco. Signorini, che farebbe? Molto bene, leggiamo, salutiamo Signorini, vieni a Napoli, prego. Allora, Jenny Ismailito dice Nancy sono tutte belle le tue canzoni, mi fanno impazzire. Ancora Placentino Roby dice tutte quante, ma la numero 4 è troppo bella. Sì. Sì, mi volevo bene, Jenny Bracia dice la preferisco, mi ritrovo tantissimo in questa canzone. Domenico Di Sivo dice brava, però sei anche bella, complimenti. No, non lo dire. Ecco, volevo dire allora, lei sta preparando un video con Nilo, perché ho visto delle foto. Io martedì, mercoledì, giovedì
sono con Nilo per la registrazione del nuovo videoclip Non c'è rispetto. Perché ridi? No, perché ti ho visto tutta truccata con dei fiori, giusto? No, quello è un altro videoclip. Ma quanti ne stai facendo? Perché Ma ogni tanto non so, ci ho fatto tanti videoclip, ancora ci fai miei. Adesso esce anche il videoclip del duetto, no? Quindi, Sì, penso entro stasera. Esce entro prima stasera. quello e poi l'altro, chissà. Allora, in bocca al lupo a tutti, perché Certo, i anche da duetti parte mia. certo, perché i duetti sono poi, tra l'altro l'ho già detta questa storia di duetto, i duetti piacciono molto ai napoletani. Sì. Per esempio in Italia non funzionano proprio nella musica italiana, invece a Napoli pare che se non fai un duetto sei perso. Classifica Chiara Neomelodica, vi abbiamo chiesto qual è la canzone dal disco di Nancy che canticchiate di più, alza il cursore Serginio. Diceva appiccia Nancy. Allora diceva l'avvocato, perché adesso giro solo con l'avvocato, quando mi ha visto con questo fucile in mano mi ha detto: ma questo fucile spara cazzate? Anche. Avvocato, ma proprio grosse, devo dire la verità, grosse. Adesso ho bisogno di un avvocato e tra l'altro adesso ho anche un assistente da stanotte, un ufficio stampa che risponde per me, perché se rispondo io personalmente... Sei diventato anche presidente. Adesso sono diventato presidente, grazie a tutti, mi dedicano quarti d'ora. Posso essere la tua segretaria? No, Nancy, sei troppo prima donna per fare la segretaria del presidente. Dai, fammi avere un ruolo, una medaglia. Poi Nancy, si direbbero delle brutte cose su me e te. Addirittura, dai. Ci vorrebbe un miracolo, Nancy. Te lo voglio dire, perché la cosa importante nella vita è sapersi prendere per il culo, imparate. Ma guarda quanto è un imbecille. Tu devi scrivere solo le canzoni, veramente. Signori, siamo nella classifica Gossip Neomelodici. La pagina la cura Chiara Neomelodica e vi abbiamo chiesto: ma qual è la canzone dal disco di Nancy che canticchiate di più? Ma altre 3 domandine non ce l'hai dopo? Quale domandine, Nancy? Dopo te le faccio. Certo, ti piace. Signori, la classifica è questa e al primo posto c'è questa canzone qui. Ed è la prima canzone, insomma, quella che canticchiate di più, l'avete scelta voi attraverso la pagina Gossip Neomelodici, come dicevo prima, e grazie a Chiara Neomelodica che da questa notte, da mezzanotte, si occupa anche della pagina Il Mondo è Neomelodico. Quindi vi siete fatto una bella chiacchierata stanotte mezzanotte? Ma non solo con Chiara, ero in una chat con un sacco di gente. Hai creato un gruppo? C'era un... No, mi sono ritrovato e grazie per... Ti spiego, anche perché io stanotte non ho avuto tutto questo tempo, io ero a Bari per lavoro, fortunatamente qua si lavora il martedì, mercoledì, giovedì, il sabato, lavoriamo tutti i giorni, puro martedì. Madonna, ma senti Nancy, ma anche le pizzerie chiudono una volta alla settimana, tu no, i barbieri. No, io non vado mai. Che la di festa pure ad agosto. Bravissimo. Pure ad agosto quelle ferie non le prendiamo perché io fortunatamente lavoro e quindi ieri ero a Bari. Appunto voglio salutare il festeggiato Nicola che ci guardano tramite streaming, quindi un bacio forte, un bacio a Nicola, colui che mi ha invitata ieri, l'organizzatore, e saluto tutta la famiglia, quindi grazie di vero cuore. Grazie. Allora, intanto adesso facciamo il gioco, perché lo vedi che ci è seduto Gino Da Vinci, no? Insomma, l'hai riconosciuto Gino Da Vinci? Sì, come fai a non riconoscerlo? Allora facciamo il nostro giochino. Ma affascinante. Allora 13:08, noi oggi andiamo un po' più, insomma andiamo avanti un po' di più perché stamattina siamo partiti con quasi mezz'ora di ritardo e allora giochiamo con le canzoni italiane, però questa volta le canzoni italiane, quelle lì insomma, no, quelle lì sceme, ma quando dico sceme, attenzione, non è un'offesa, perché scrivere una canzone che ci sembra stupidotta, popolare, come dice Serginio, però volevo dire questo: quando ascoltiamo delle canzoni che ci sembrano stupidotte pensiamo: chi ci vuole scrivere una canzone che signori lì si vedono, ecco, non mi fate dire la parola. Allora io partirei, se fosse possibile. Serginio, alza il cursore, grazie. Di cosa mi ha detto in cuffia? A Piccia Nancy, grazie. Allora, sai che penso quando ascolto questa canzone? Stracciami la pieta. Vengono in mente saluto perché si sono fregati anche perché io sono la corista, voglio dire, di Stracciami la pieta. No, Nancy, dai. Allora, perché nella vita bisogna sapersi prendere per... Molto bene, adesso Gino Da Vinci e Se vuole Nancy rispondono ai ricchi e poveri. Sapore di menta, così trasparente, tu goccia di pianto, mia piccola amante, capriccia d'estate che già se ne chiude, sapore di menta, un po' più là mi sente.
ricordo d'estate, dell'acqua salata, sta bella bronzata m'ha fatto impazzire, le sere passate ballando con te, rimane se parte, torniamo in città, ma sti vacanze sono perdute già, e a scuola noi dobbiamo ritornare, l'ultima notte ci ammazza, io e te, sapore di menta, così trasparente, ti dico soltanto, ricordati me. Bene, allora questa la musica... è una canzone sì. che nasceva nel 1982 e la cantava mio fratello Sandro. Sul motorino. No, stava No, a stava per... Vabbè, nel film, io ricordo il film. Sì. Bene, allora io risponderei, ne avevo trovata un'altra, ma non ho capito che succede, però non fa parte? niente. Non parte, no, risponderei con questa. Le canzoni italiane che ci sembrano stupide, ma che ci vuole grande talento per scriverle. Prego! Allora, Pedro Pe. Originale, sapeste cosa mi ha detto? Cosa mi ha detto? Allora, signori, adesso Gino Da Vinci risponde a Raffaella Carrà. capelli ricci, luce briganti io solo in faccia, ogni figlio lo sa, piccia su vere passa, la sigaretta a bocca, a mano rinda sacca, e se ne va a smarciasse per tutta la città, Osarragì, 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 bello voglio, Osarragì, 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 che femmina fa innamorare, e belle facce, e belle cose, sapeva amore e malandrino, e tentatore, si guardate ma fa innamorare, ma una bionda da sera, pure ma secca una scusa, ambriacata da piovere, Sarracino non si giù tu, o Sarracino, Osarragì, 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 bello aglio, Sarracino, Osarragì, Osarragì, modestamente, sì, appartamento, tutte femmine fanno Bene. sì. Allora, devo dire che si sono fumati anche Raffaella Carrà, insomma, ma con grande facilità. Sì, ma m'ha sballato però. Ecco, allora, l'ultima di questa in particolar tranche... modo il finale, il parlato. L'ultima di questa tranche e io... Vedi che sei tu che mi muovi il cursore non volendo. Perché perché io non faccio ma niente. Non lo so, stai perché attenta. ti inciuci? Ma no, sono le tette. Ma, questo è un inciucio sul computer. No? Perché arrivano lassù. No, si vede che... volgare. No, ti voglio dire che fai impazzire anche il computer perché ti muovi e mi mandi in tilt e mi mandi... E tu noti questa cosa? E io noto questa cosa. Chiuderei con una canzone scritta da Cristiano Malgioglio. Alza il cursore, Serginio. Pagnotta. Devo dirvi una cosa di Serginio, lui ha una capacità unica, però... ha appicciato i microfoni a tutto quanto, tranne mio. Certo. Ma lui scrive le canzoni. E allora signori, adesso chiudiamo con questa terna, insomma, italiana un po' stupidotta, ma anche per essere stupidi ci vogliono le palle, e Gino Da Vinci da Napoli, Robuver, risponde a Pupo, a Cristiano Malgioglio in questo caso, prego. Mamma mia. Il piano. Io sapevo che si muoveri, facile sempre a faccia amareggiare, ma voi quando è più brutto per facile, con te ce l'ave? più bella luce mi deve presentare, io non so se ve ne accorgete, ma costume dai brigidi razze che aveva rire, sotto di più zucchero, e la coppa marasita, hai tanta caccia avuta e tanta caccia gira. Quando c'è sotto la tazza fino a molto ma arriva, la faccio per te Nancy, aspetta. Ciù tempo passa e te non hai dato i testi. ciù tempo passa e ci va arrevegliate. Piaceva riscaldare il caffè squisito. Vabbè, ma il ritornello, non mi ricordo la storia. Casi pure per gelata, si dà delizia un caffè che racconta. Facenda concorrente. Attenzione, la mossa.
Oh madonna, ma che se ne steve carendo la scenografia. Ma questi modi pregi da tazzi che fi marito, sotto di tuo zucchero e a coppa marasita, e tanto che già gira, e tanto che già puta, con dolce sotto la tazza fino a mo' che mi arriva. La prima donna. Un pochettino bassa. Allora, lo so. adesso ci prendiamo una pausa, io suono, volete vedere come sta zitto? Suono Stivase Sobucia. Va! E ma ti si piazzata. Allora, Sei un cavallo vincente. Sei un cavallo vincente, sei. tra poco torniamo tutti insieme, io, Gino Da Vinci e Nancy, le sorprese non sono finite, Serginio. Perché me ne pasca. Quali è Ma quali è sta canzone? Ma quali è sta canzone? Semplicemente. Questo Gino Da Vinci, ma chi è? Allora, questa canzone si chiama Stivase Sobucia, siamo in chiusura, 13:24, la regia sono andato di là e mi ha detto, oh ma dobbiamo chiudere, ci tagliano, e certo che dobbiamo chiudere, però prima di chiudere, che c'è Gino, ti stai sentendo Che è male? stato? Allora, senti una cosa, pensavo di chiudere in bellezza se ti fosse possibile, sempre... Allora, già sta lì. Ecco, no, allora ti volevo chiedere, puoi dedicare una cosa a me e a Nancy Coppola, però una cosa pacifica, grazie. Pacifica. Pacifica. Ah, quindi già non stai suonando Pacifica? No, si sono... Che stivi suonando? Malizio Celera ma stavo che Yeah. aiuterò c'è le cinestelle. Ah sì? Pure ma si giro tu mi fai impazzire. Batti. Malizio Celera tu sei la vita mia. Per te amore e gelosia. E le capite che hai amore per te. Grande. Malizio Celera ma stavo che aiuterò c'è le cinestelle. Pure ma si giro tu mi fai impazzire. Su dormiente, l'amore mirato tu, con un male che fa soffrire, cattivona, chi sta amore malata, l'amore mirato tu, fino a quando hai ittano sangue. Ma la canzone non fa Vabbè, così. l'ha scritta al momento. La canzone non fa così. Perché, Bene. scusa, perché ho fatto Sì. che cantiamo, ho fatto che A posto. lasciatemi cantare. Lasciatemi cantare. E mandavo oggi cantare. E quali è questa canzone? Scusami. Allora vorrei salutare con questa canzone in sottofondo Serginio, grazie a tutti, noi ci ritroviamo domani mattina. Buona Pasqua alle persone, ok, no? Buona Quindi Pasqua. da parte nostra un bacio forte forte. Ci vediamo domani mattina. Allora, sì. Sta partendo. Lui domani mattina è altrove, chiaramente. Domani mattina come ci sono Leo Ferrucci e poi Fabrizio Ferri. Baci. Chiaramente Consuelo Cremato. Volevo dirvi che noi siamo in onda anche il giorno di Pasquetta, lunedì, con tante sorprese. Dove? Siete a mangiare l'uovo? L'uovo? Sì. Nancy, tu che fai a Pasqua? Non lo so. Lavori? Vediamo. Sì, sicuramente. Sì, però una pizza pasquetto sabato mattina. Mangiatillo su Paparetta, Nancy. Grazie a tutti. Magna dell'emozione, vabbè, allora.